Si chiama infezione da Mycobacterium chimera ed in Svizzera è già stata affrontata nel 2014 su un gruppo di pazienti dopo un'operazione a cuore aperto. Gli ispettori della Regione Veneto sono ora già all'opera per le prime ispezioni in tutte le strutture sanitarie della regione, dove sono operativi dispositivi di riscaldamento e raffreddamento della ditta Linova, emanazione della Sorin, su cui ricade il sospetto che siano all'origine dell'infezione da questo batterio chimera su 18 pazienti in Veneto, di cui 6 sarebbero nel frattempo deceduti. Il condizionale è d'obbligo perché la vicenda è delicata e la magistratura di Vicenza sta a sua volta indagando dopo la morte lo scorso 2 novembre di un anestesista vicentino, Paolo Demo, che era stato operato all'ospedale San Bortolo di Vicenza 2 anni prima. È proprio dai racconti documentati quotidianamente sul suo diario che i familiari di Paolo Demo hanno iniziato a nutrire sospetti sull'origine dell'infezione, affidando il memoriale a un loro legale di fiducia. Questione nota ma non molto pubblicizzata, come detto già da anni, tanto che in rete si ritrova sia l'allerta diramato dall'azienda produttrice che avvisava le autorità sanitarie del pericolo di infezione riscontrato nel 2016, sia le delibere con cui nel 2017 la stessa azienda ULSS 8 di Vicenza recepiva la richiesta della cardiologia di sostituire quanto prima i macchinari oggetto del rischio infettivo. È chiaro quindi che gli elementi su cui la Regione e i magistrati dovranno lavorare sono molteplici, dal silenzio stampa generale di aziende sanitarie e della stessa Regione, che per ora non si è pronunciata nemmeno con un comunicato. Il lavoro degli ispettori, che in questa fase si limiterebbe ad una prima raccolta di documenti, dovrebbe concludersi entro le prossime 48 ore e continuerà anche successivamente attraverso analisi, ispezione e comparazione dei dati raccolti. Si conferma che apparecchiature della stessa ditta sono in uso anche ad altre cardiochirurgie venete, esclusa solo Verona. Di certo la preoccupazione aveva già interessato le direzioni sanitarie dei diversi ospedali, come dimostra questa delibera dell'azienda ULSS 8 di Vicenza del maggio 2017, dove si spiega che la stessa direzione della cardiochirurgia berica aveva chiesto l'urgente sostituzione e sanificazione delle attrezzature che funzionerebbero attraverso l'uscita di aria calda o fredda da fuori, attraverso i quali si attiverebbe la contaminazione del batterio, perché è oggetto di un'allerta da parte della ditta costruttrice. Sanificazione, si legge, non compatibile con l'ambiente delle sale operatorie o altri impianti attigui. Verificare che la macchina burocratica si sia mossa nei tempi giusti, insomma, sembra solo uno degli aspetti da chiarire, anche se dal punto di vista sanitario preoccupa di più il fatto che le infezioni da questo batterio si siano manifestate anche anni dopo l'intervento chirurgico. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su questo ulteriore delicato aspetto della vicenda, anche se è immaginabile che il monitoraggio da parte dei medici delle cardiochirurgie sui pazienti operati in questi anni sia nel frattempo stato già attivato da tempo.